Euroregione.news. Auguri e riflessioni col presidente Zanin. La 12ª legislatura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia volge al termine, pertanto è tempo di bilanci non solo annuali ma anche quinquennali, insieme al Presidente del Consiglio regionale che ci fa gli auguri. Il Consiglio regionale ha approvato nei giorni scorsi la finanziaria più ricca di questo mandato, una finanziaria che detta anche dal punto di vista delle entrate il fatto che la nostra regione comunque ha saputo rispondere meglio alla crisi della pandemia e anche alla crisi della crisi energetica, perché comunque c'è stato un gettito fiscale importante, una finanziaria che ha 5 miliardi e 80 milioni di entrate e abbiamo destinato gran parte di queste risorse sui 3 pilastri fondamentali della nostra comunità. Abbiamo investito molto sulla famiglia, abbiamo integrato la dote famiglia e tutti gli interventi a favore della natalità e della conciliazione del tempo per le donne. Abbiamo continuato a finanziare in maniera importante le imprese per creare lavoro con la detassazione, con contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici, per rendere le imprese autonome dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico. Abbiamo fatto anche grossi interventi nel campo dell'associazionismo e quindi abbiamo sostenuto tutte le pro loco, le attività, le associazioni che in qualche modo sono una linfa vitale per le nostre comunità. Infine abbiamo integrato come non mai il capitolo relativo agli investimenti sulla sanità e sul sistema salute in genere, oltre sul territorio per la disabilità ma anche per le infrastrutture ospedaliere, portando la spesa sanitaria a toccare quasi 3 miliardi di euro. Quindi una finanziaria che ha trovato risposte e che ha organizzato il nostro sistema per dare speranza ai nostri concittadini in questo 2023 che sarà sicuramente l'anno della svolta e speriamo che ci possa far entrare in condizioni di più tranquillità per le nostre famiglie, per le nostre imprese, per le nostre associazioni, per l'intera comunità regionale. Cari concittadini e concittadine della straordinaria regione Friuli Venezia Giulia, a nome mio personale, a nome dell'intera Assemblea legislativa del Friuli Venezia Giulia, voglio porgere i sentiti auguri di serene feste e di un felice anno nuovo. Speriamo che il futuro ci porti tutto quello di cui abbiamo bisogno, di tutto quello di cui voi sperate, perché crediamo fermamente che anche con l'aiuto della Regione ci sia la forza morale, etica nei nostri concittadini e concittadine per poter rispondere alle difficoltà di questi ultimi mesi, di questi ultimi anni, con la stessa forza, la stessa addirittura morale con la quale abbiamo risposto al periodo difficile del terremoto. E quindi così come abbiamo ricostruito quella volta il Friuli, riusciremo a ripartire con forza per fare di questa regione il faro a cui devono ispirarsi non solo le altre regioni d'Italia, ma penso anche molte regioni del continente europeo. Buoni auguri, buone feste, buon anno. Da Trieste, Marco Mascioli. Euroregione.news.